Questa sera vorrei un po' invertire il rito dei saluti, ma farlo all'inizio anziché alla fine. Ringrazio naturalmente Emi, Ivana Bassi per il supporto e Adolfo Della Marina, il nostro segretario, ma ringrazio tutti i soci CAI di Tricesimo e non solo, e tutti coloro che hanno partecipato a queste lezioni. Vi ringrazio fin d'ora di tutti i commenti positivi e ringraziamenti che ho ricevuto nelle lezioni scorse. E niente, questa è l'ultima lezione di questo ciclo, ma come avete già sentito dalle parole di Emi, è un arrivederci a questa primavera e quest'estate per verificare in campo le cose di cui abbiamo parlato. In questo corso di lezioni siamo partiti sempre al di sopra del limite degli alberi, dalla zona più bassa, le praterie alpine, per arrivare a quella che intuitivamente e così diciamo per immaginario collettivo sono le cose più alte, cioè le rupi, quindi praterie alpini, ghiaioni e rupi. Ma come abbiamo visto per i ghiaioni, anche per quanto riguarda le rupi, dare un posizionamento di quota superiore o inferiore alle praterie alpine è un errore. Infatti quest'oggi parleremo delle rupi di alta quota, quelle che vedete qui rappresentate, che sono formazioni erbacee discontinue con qualche piccolo arbusto nano, monostratificate, che vivono su rupi naturali al di sopra del limite degli alberi. Infatti sono probabilmente la vegetazione che vive nell'ambiente più estremo e più dissociato dalle condizioni climatiche dopo le vegetazioni acquatiche. In sostanza le vegetazioni acquatiche sono completamente avulse dal clima, proprio perché vivono in acqua. Ma le rupi, vivendo in un sistema di substrato estremamente povero e con nessuna dinamica in atto, cioè dalle rupi non si va da nessuna parte, a meno che non vi sia una grossa frana. Non è che la presenza delle piante con quel po' di sostanza organica che riescono a lasciare riesce a innescare un processo di formazione di nuova vegetazione. Il ghiaione diventa prateria losanghe, diventa prateria alpina. La spiaggia lentissimamente diventa serie dunale con dune sempre più composte, sempre più complesse, fino agli arbusti salsi, fino alla pineta, per poi diventare bosco di pianura. No, nelle rupi questo non può avvenire, perché le rupi sono bloccate dal fatto di essere una roccia in posto. Quindi, per diventare qualcos'altro dovrebbe avvenire una frana, ma nel momento in cui avviene una frana è già qualcos'altro di diverso e quindi si innesca un nuovo tipo di vegetazione su un substrato sterile. Vi dicevo che le rupi sono sistemi che non si trovano solo ad alta quota, infatti sistemi simili a quelli che troviamo in alta quota li troviamo anche a quote molto inferiori. Qui vedete delle rupi che sono assolutamente simili a quelle che avete visto prima. Prima era la torre di Toblin nelle Dolomiti di Sesto, questa invece è una delle gole che porta al paese di Mogessa nella Valaupa, ma possiamo trovarle ancora più in basso. Addirittura nel versante nord del Monte San Simeone, proprio perché si trova a nord e proprio perché in una situazione microclimatica molto particolare, a 200-300 metri di quota si possono trovare delle vegetazioni simili a quelle delle quote molto molto superiori. Detto questo, facciamo un piccolo riferimento a quello che abbiamo già detto la volta scorsa, e cioè che quando parliamo di vegetazione delle rupi facciamo riferimento alla cosiddetta flora litofila, cioè alle piante adatte a vivere a contatto con la roccia. Abbiamo detto delle glaerofite, che sono quelle che vivono nelle ghiaie e nei macereti, di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Poi abbiamo le casmofite, che sono adatte a vivere sulle rupi sfruttando fessure e anfratti nella roccia. E infine abbiamo le comofite, che sono piante adatte a vivere sì su roccia, ma approfittando di una copertura di residui vegetali lasciati da una precedente vegetazione o anche da una vegetazione in corso. Inoltre, oltre a questo tipo di vegetazione trachiofitica, cioè data da piante formate da organi e tessuti, quindi piante dotate di vasi, radici, fusto e foglie, in sostanza dalle felci fino alle piante a fiore vere e proprie, dobbiamo aggiungere i licheni. I licheni sono molto importanti. Abbiamo licheni epilitici
come quelli che vedete in questa immagine, sono quelli che vivono adagiati sulla roccia, e i licheni endolitici, che sono quelli che vivono nelle microporosità della roccia. Oltre ai licheni ci sono altre piante a tallo che vivono sulle rupi, che possono essere alghe. Tra l'altro le alghe sono uno dei due simbionti che compongono un lichene assieme al fungo, e i muschi, che però non sono piante dotate di organi veri e propri. Inoltre, un'altra cosa che dobbiamo dire quando parliamo della vegetazione di rupe è che in qualche modo è simile alla vegetazione dei muri. Qui vedete, a segno, ad emblema di questo, le bellissime mura di Venzone. E come sempre ringrazio Giuliano Mainardis, che mi ha concesso gentilmente questa sua bellissima foto, e lo ringrazio finora anche per tutti i suoi disegni che vedrete più avanti. Ecco, dicevamo, la vegetazione dei muri, proprio perché vive in un sistema bloccato, con poco substrato e poca acqua, come accade nelle rupi, è molto simile. Tuttavia, la differenza con le rupi, per quanto riguarda i muri, è il fatto di essere fortemente disturbati dall'azione dell'uomo, essendo essi stessi artificiali dovuti all'azione dell'uomo. E per questo motivo vi sono delle piante quasi completamente diverse. Ma pensate, vi sono delle piante come la Splenium trichomane, che vedremo più avanti, cioè la felce nera dei muri, che vive tranquillamente nei muri a Lignano come nei 2000 metri del Monte Avanza. A proposito di sempre vegetazione di rupe, ma che tratta di qualcosa completamente diverso, sono quelle rupi umide stillicidiose, quelle dove corre un perenne velo d'acqua, che vivono su tufo e su calcare, che vengono dominati dalle epatiche, dai muschi e da alcune piante, fra le quali una felce molto famosa che è il cappelvenere. Ecco, queste due categorie che abbiamo visto, più la vegetazione vera e propria delle rupi, che è la Splenitea trichomanis, che ha come rappresentante la felce di cui vi parlavo prima, sono i tre grandi gruppi di vegetazione che crescono in questi sistemi caratterizzati da una roccia in posto con pendenze superiori ai 33 gradi e con la possibilità di vita limitata alle fessure e agli anfratti, quindi con carenza d'acqua, di substrato, perché come vi dicevo prima non riesce a organizzarsi un substrato vero e proprio, e di conseguenza una condizione di limitati nutrienti. Ma questi non sono i soli problemi che hanno le vegetazioni di rupi, e se saliamo in alta quota e torniamo al nostro obiettivo primario, cioè le rupi al di sopra dei limiti degli alberi, ecco che vediamo che le problematiche ecologiche a cui devono far fronte le piante che vivono in questi sistemi sono molteplici e rendono questo tipo di vegetazione una delle vegetazioni che possiamo ritenere più difficili, una delle situazioni proprio estreme in cui una pianta può crescere. Infatti il clima di alta quota, come abbiamo già visto negli altri casi, è un clima essenzialmente freddo e di conseguenza con un periodo vegetativo limitato. In questo caso la recrudescenza del freddo è ancora esacerbata rispetto a quanto abbiamo visto precedentemente con gli aioni e soprattutto con le praterie alpine. Infatti la permanenza della neve è limitatissima, è limitata alle cengi, e di conseguenza non c'è la possibilità per queste piante di salvaguardare le gemme grazie all'effetto di conventazione della neve. Il periodo vegetativo a questo punto può anche essere più limitato, certo, ma perché non c'è la neve, ma d'altro canto è limitato dalle temperature estremamente basse. Poi il fatto di vivere in un sistema in perenne precipizio verso il basso, basta poco che vi sia una disgregazione e le radici vengono strappate. La pendenza è molto importante perché più è pendente, più si è sottoposti all'azione del vento, all'azione del ruscellamento, all'azione del ghiaccio che può formarsi d'inverno, e anche in qualche modo alla difficoltà per le piante di trovare la nicchia, di trovare l'affratto, di trovare quel piccolo pertugio dove poter insediarsi sotto forma di seme, germinare, allungare la propria radice in un interstizio fra le rupi molto piccolo e arrivare alla capacità di riprodursi.
Ecco che questo introduce già un altro discorso molto importante, il fatto che queste piante devono produrre tanto seme. Questo seme deve essere vitale e deve arrivare al posto giusto nel momento giusto. Perché? Perché pensate, una pianta che si riproduce in un prato, in un bosco, la possibilità che il seme cada in una zona dove perlomeno può germinare, poi magari può avere difficoltà a crescere perché trova la competizione delle altre piante, ma qui o trova l'esatto piccolo punto in cui può il seme fermarsi e non venire trascinato via dall'acqua, e in quel piccolo periodo di tempo in cui ha la possibilità di germinare, trovare l'umidità necessaria per germinare e mettere le radici e fissarsi al substrato è estremamente limitato. Quindi la possibilità di portare il seme nel posto giusto, di fare arrivare il seme nel posto giusto, è una cosa estremamente importante. Poi vedremo qualcosa di particolare quando parleremo delle campanule. E l'impollinazione. Anche questo è un grosso problema, perché il periodo vegetativo è limitato. Il periodo di maturazione del fiore è ancora il più limitato. Non c'è la possibilità, come c'è in pianura, di avere periodi di fioritura scalari molto lunghi e approfittare di molti impollinatori. Ad esempio ad alta quota, ma questo vale anche per le praterie e le rupi, ma diciamo ho lasciato l'argomento, scusate, per i ghiaioni, ma ho lasciato l'argomento alle rupi per dire sempre qualche cosa di nuovo. E il fatto che gli impollinatori sono relativamente, non pochi, sono tanti, ma non ci sono impollinatori estremamente efficaci. Infatti l'impolinatore più efficace che conosciamo è l'ape, ma l'ape a quote così elevate non riesce ad arrivare. Perché? Perché certo si può portare l'alveare ad alte quote per fare il miele di rododendro quando è il momento, e molti apicoltori in alta montagna lo fanno, però a quel punto l'ape va sui rododendri, va sulle praterie, non va a cercare le rupi. Quindi gli impollinatori sono alti. Chi sono gli impollinatori di queste vegetazioni di alta quota e non solo delle rupi? Gli impollinatori sono ditteri, quindi insetti simili alle mosche, lepidotteri, quindi farfalle, altri imenotteri che non sono delle api, anche se vi sono alcuni apidi come i bombi che possono arrivare ad alta quota, e per ultimo i coleotteri. Qual è il problema? Che gli apidi sono impollinatori di precisione, cioè scelgono cosa impollinare perché vanno a ricercare il nettare e sono molto precisi nell'andare sempre nella stessa specie. Gli altri invece sono generalisti, vanno un po' dove gli capita. Quindi se prima vanno su un rododendro, non è detto che dopo vadano su un altro rododendro come un'ape fa quasi sempre. Possono andare da un rododendro a una stella alpina e da una stella alpina a un ombrellifera e così via. E quindi la capacità di precisione di impollinazione un po' si perde. E cosa fanno le piante di alta quota per migliorare questa possibilità? Beh, penso che l'abbiate intuito tutti passeggiando in questi bellissimi ambienti, e cioè hanno dei fiori più grandi e più vistosi. E in particolare si esprime una colorazione, una colorazione molto amata dagli insetti, che è il blu e il violetto. Perché il blu e violetto? Perché blu e violetto trascendono dal punto di vista della lunghezza d'onda nell'ultravioletto, e gli insetti possono vedere l'ultravioletto, cosa che noi non vediamo, e sono attirati da questo. Infine, il grosso problema di rupi e ghiaioni, lo lasciamo per ultimo perché l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo ripetuto molte volte, è la carenza di acqua e la carenza di substrato. Ora, queste piante, come abbiamo visto per le piante di praterie alpine e per le piante dei ghiaioni, vi sono dei particolari adattamenti che sono proprio specifici, atti a limitare la perdita d'acqua, perché la traspirazione qui è molto elevata e l'acqua a disposizione è molto bassa. Uno dei primi adattamenti che andiamo a conoscere è la rosetta. Le piante rosetta sono quelle piante che crescono con internodi molto ristretti, in modo che il fusto si schiaccia su se stesso, con un'inserzione a spirale delle foglie stesse. Che vantaggio può avere questo tipo di struttura di disposizione fogliare rispetto alla perdita d'acqua? Beh, gli stomi, cioè i canali, i pori attraverso cui la pianta assume diossido di carbonio e emette ossigeno, ma anche molta acqua, si trovano nella pagina inferiore delle foglie.
quasi di tutte le piante di cotiledoni. Poi le monocotiledoni come ciperacee, anzi le erbe graminoidi, come le poacee, che si chiamano anche graminacee, e le ciperacee e le iuncacee ce le hanno su tutti e due i versanti, i dorsi della foglia. Beh, ma non importa. Diciamo che nelle foglie allargate, quelle che vediamo anche qui in questo sempervivum, stanno al di sotto. Ecco che le piante rosetta hanno una struttura tale che le foglie si sovrappongono. Sovrapponendosi creano uno spazio molto limitato tra una foglia e l'altra e in sostanza fanno una specie di camera di condensazione. Perché? Perché si crea un microambiente dove aumenta la capacità di saturazione dell'acqua e quindi diminuisce la capacità di perdita d'acqua. Per spiegare semplicemente che cos'è una camera di condensazione basta fare un esperimento molto molto banale. Prendete una bottiglia d'acqua di plastica, ne prendete due anzi, una delle due la tagliate a livello del tappo in modo che il collo sia completamente aperto, quindi tagliate il tappo e tagliate la prima parte superiore della bottiglia in modo che tutta la superficie del diametro della bottiglia sia completamente aperta e l'altra invece la lasciate così com'è. Le riempite entrambe, poi le rovesciate e rimarranno adese sulla superficie interna delle bottiglie di plastica delle goccioline e poi aspettate che si asciughino. Vedete che la bottiglia cui avete tagliato il collo e avete esposto per una maggior superficie all'aria si asciuga molto più velocemente. Ecco, questo è il principio della camera di condensazione che permette a queste piante di limitare la perdita d'acqua. Un altro principio molto utile di camera di condensazione, ma che funziona anche come sistema di protezione delle gemme, è la pianta cuscinetto o pulvino. Qui accade che le piante sfruttano la crescita a ramet, di cui abbiamo parlato nella prima lezione, cioè il fatto di, da un seme, da una prima pianta che viene generata dal seme, riprodurre una serie di individui uguali a se stessa che rimangono collegati alla pianta madre e che pian piano formano un cuscinetto. Ecco che questo cuscinetto, con una forma sferica o emisferica, che quindi crea un microambiente all'interno del cuscinetto stesso, può limitare la perdita d'acqua per condensazione, ma altresì proteggere la gemma in caso di gelate. L'altra strategia che troviamo per limitare la perdita d'acqua è quella di assumere dei tessuti carnosi, succulenti, cioè le piante riempiono le cellule con dei grandissimi vacuoli e questi vacuoli servono a risparmiare acqua e a contenere acqua. Insomma, la strategia dei cactus, diventare delle piante grasse e piante grasse sulle rupi ne troviamo molte. L'unica cosa per cui dobbiamo stare attenti è il metabolismo fotosintetico. Infatti le piante grasse intese come cactus hanno un metabolismo molto particolare che fa una cosa singolare, cioè catturano l'energia luminosa durante il giorno, la immagazzinano sotto forma di prodotti ridotti di alcuni acidi, dopodiché durante la notte, quando non c'è l'effetto di radiazione solare, le temperature si abbassano, aprono gli stomi, catturano il diossido di carbonio e producono lo zucchero. Quindi diciamo che hanno una fase luminosa e una fase oscura della fotosintesi, la cattura della luce e la produzione di glucosio separate tra giorno e notte. Ecco, questo è un metabolismo che in realtà nelle nostre piante di rupe è stato osservato solo in alcune specie. Qui vedete una di queste, il Sempervivum arachnoideum. Molte, anzi gran parte delle piante succulente che vedete nei nostri climi in realtà non hanno un vero e proprio metabolismo di questo tipo, ma qualcosa che lo imita. Infatti, oltre ad accumulare grandi riserve di acqua, come fanno queste altre piante, nello stesso modo chiudono gli stomi nelle ore più calde della giornata. Non hanno una completa dissociazione della fotosintesi in fase oscura e fase luminosa, tuttavia operano la fotosintesi nelle ore mattutine, nelle ore serali e al centro della giornata, quando è più caldo e aumenta la traspirazione, bloccano gli stomi e evitano di fare la fotosintesi e quindi di perdere acqua. È il caso ad esempio del Sedum album, del Sempervivum che abbiamo visto prima e di molte altre specie che appaiono succulente per questa forma ingrossata delle loro foglie e ricca d'acqua.
L'ultimo adattamento che vediamo è un adattamento che permette un ancoraggio molto forte, una perdita d'acqua anche in questo caso per appressamento delle foglie, e che abbiamo visto e stravisto con il Carex Firma nelle precedenti lezioni. Stavolta al posto del Carex Firma ho messo la Sesleria sferocefala, che come l'altra pianta crea una serie di fusti di accestimento con guaine che tendono a defibrarsi molto lentamente, a degenerare molto lentamente, quindi formano questo cespo che si può inserire negli anfratti delle rupi. Bene, riprendiamo adesso il discorso più generale sulla vegetazione, sulla flora di alta quota, e all'interno di quella grande classe che abbiamo chiamato Asplenetea trichomanis, facendo riferimento alla felce dei muri, con la felce nera dei muri, perché poi c'è anche la felce verde dei muri, noi possiamo dividere questo tipo di vegetazione in tre grandi alleanze. L'alleanza che cresce nelle rupi calcaree d'Europa, che è quella assolutamente maggiormente presente nella nostra regione e nel vicino Veneto e anche nel Sud Tirolo e anche in Slovenia. Poi c'è quella delle rupi silicee europee della zona temperata, che è largamente diffusa nelle Alpi centro-occidentali, ma da noi, come abbiamo visto nel caso delle praterie acide, quindi dei cuvuleti, e come abbiamo visto nel caso degli aioni acidi e quindi degli androsacetali alpine, della vegetazione androsacetalia, sono molto rare, soprattutto in Friuli, dove non abbiamo delle montagne alte di natura silicea. E infine abbiamo una terza tipologia, che sono le rupi ombreggiate fresche lungamente innevate nelle aree al di sopra del limite degli alberi. Queste sono vegetazioni molto particolari, di cui oggi non parleremo, ma che sono caratterizzati dalla viola biflora, che è una piccola violetta di colore giallo, che crescono nelle rupi esposte a nord, oppure in alcune concavità dove è più umido, è più fresco e la neve può permanere per tempi molto più lunghi rispetto a quello che fa nelle altre due rupi, che invece se ne va molto velocemente. Bene, partiamo dal primo caso, cioè dal caso delle rupi carbonatiche dell'Europa, delle Alpi orientali meridionali. Si chiamano formazioni a Saxifraga petrea, che da un punto di vista scientifico gli studiosi di scienza della vegetazione chiamano Saxifragion petrei. Sono comunità casmofitiche, quindi prevalentemente dominate da piante che crescono nelle cengi e negli anfratti, di pareti rocciose di tipo carbonatico, quindi calcario dolomiti, prevalentemente esposte a meridione, che vanno, attenzione, dal piano collinare a quello alpino. Vi ricordate quando nella prima lezione abbiamo parlato dei piani altitudinali? Ecco, pensate che questo tipo di vegetazione, come vi ho anticipato, può trovarsi dai 200 fino ai 2500 metri di quota. Esigenze climatiche. Beh, poiché stiamo parlando di quelle di alta quota, le esigenze climatiche le abbiamo già anticipate, le abbiamo dette molte volte: il periodo vegetativo limitato, il freddo, in questo caso la poca permanenza della neve, la formazione di ghiaccio, il vento. Ecco, c'è da aggiungere, da ricordare, che prediligono le rupi assolate, quindi l'esposizione prevalente a sud, anche se non mancano esposizioni a est-ovest. Le esposizioni a nord sono molto meno frequenti e in quel caso la vegetazione subisce dei cambiamenti abbastanza importanti che la fanno spostare verso le comunità viola biflora di cui vi ho parlato prima. I substrati sono basici, calcarei o dolomitici, a reazione alcalina, quindi 7,5 di pH. Flora e vegetazione sono formazioni pioniere bloccate dalla roccia in posto, ne abbiamo già parlato prima. Fino a che avviene una frana, queste non si spostano da lì e rimangono così come sono. La copertura è discontinua, molto limitata, ma la flora, nonostante ci troviamo in un sistema pioniere di tipo molto difficile, nei cosiddetti sistemi di vegetali di tipo, ecco, non mi viene la parola, prima l'ho detta, adesso mi sta sfuggendo, estremo, nonostante ci troviamo in un ambiente estremo, la flora è ricca. E anche quest'oggi noteremo come la flora delle comunità
basiche sia più ricca rispetto a quella delle comunità che crescono su suoli acidi. Sono piante erbacee, suffruticose e piccoli arbusti striscianti. Ecco che qui abbiamo anche qualche piccolo arbusto legnoso che riesce a insediarsi nelle rupi. D'altra parte, se noi pensiamo alle rupi di bassa quota, vi sono anche alberi che riescono a insediarsi in affranti un po' più grossi. Pensiamo ad esempio alle leccete, alle formazioni a Quercus silex che ci sono in tutta la zona delle falesi del Monte Brancott e che arrivano fino alle prealpi pordenonesi, San Simeone, Brancott e poi Monte Prate e via fino al Pordenonese. Quindi teniamo presente che se le condizioni climatiche lo permettono, anche degli alberi possono crescere nelle rupi, magari diventano degli alberi, dei piccoli bonsai, degli alberi a bonsai, dei bonsai naturali, però riescono a crescere. E la distribuzione geografica delle piante che vivono in queste zone, cioè il corotipo, è di tipo alpino, artico-alpino, quindi diffuse nelle Alpi e nelle zone artiche, nelle montagne sud-europee e poi abbiamo molti sia stenoendemiti ed euroendemiti. Cioè abbiamo alcune piante che crescono esclusivamente in alcune zone molto limitate delle Alpi Giulie, delle Alpi Carniche o delle Dolomiti e altre invece che crescono solo in questa zona, cioè nelle Alpi che vanno dal Bresciano alle Alpi Giulie e alle Caravanche. I licheni sono presenti, ci sono sia muschi sia licheni. Diciamo che i licheni prevalenti dal punto di vista specifico non sono quelli che vediamo, ma sono quelli che non vediamo, sono gli licheni endolitici che sfruttano le microporosità della roccia e che noi non riusciamo a vedere, se ci servirebbe un buon microscopio. Un'altra cosa interessante di questi gruppi, di questo tipo di vegetazione che un po' le caratterizza, è che hanno una prevalentemente disposizione a spalti. Cosa vuol dire? Vuol dire che tendenzialmente, prevalentemente, le piante sfruttano gli affranti e le disposizioni orizzontali. Questo perché, essendo gruppi sedimentarie, e quindi derivanti dal fondale marino che si è alzato durante l'orogenesi alpina 80 anni fa, 80 milioni di anni fa, spesso presentano questa stratificazione e tra uno strato all'altro vi è la possibilità che si creino delle fenditure che possono essere sfruttate dalle piante. Un'altra cosa importante di questo tipo di vegetazione è l'eccesso di ioni calcio. Infatti il carbonato di calcio in cui vivono, carbonato di calcio oppure dolomite, le mette in condizioni di dover assorbire una grande quantità di calcio e come vi avevo detto nella prima lezione, o nella seconda, non ricordo, no, nella seconda credo, il problema della troppa quantità di calcio all'interno dei tessuti fogliari è un problema grosso da risolvere perché la grande quantità di calcio mette in tilt il sistema di comunicazione della pianta stessa. Ecco che queste piante adottano tutta una serie di strategie per difendersi dalla troppa quantità di ioni calcio e quella che è più visibile, quella che possiamo riconoscere tranquillamente quando andiamo a camminare e osserviamo questo tipo di piante, è il fatto che avviene l'eliminazione di cristalli di calcio nella forma esagonale, tra l'altro, una forma molto particolare, da parte di piccole ghiandole escretrici che si chiamano idatodi e che normalmente vengono usate dalle piante per espellere acqua quando si trovano in situazioni in cui c'è troppa acqua e vi è richiamo radicale dell'acqua. Non so se avete mai osservato che le piante in primavera, anche la pianta di vite ad esempio, ma è tipico dell'alchemilla, si formano delle piccole gocce d'acqua nel bordo della foglia, si chiama guttazione. Ecco, la guttazione avviene attraverso queste ghiandole che espellano acqua, che si chiamano idatodi. Nel caso di queste piante, i idatodi vengono utilizzati per espellere il carbonato di calcio e qui lo possiamo osservare nelle foglie della Saxifraga crustata e della Primula auricola. Per quanto riguarda la foto della Saxifraga crustata, accolgo volentieri la prima foto dell'amico Adolfo Della Marina che mi ha inviato le sue foto di fiori e così ho pensato ringraziamolo fin d'ora pubblicamente per questo regalo che mi ha fatto mettendo la foto della Saxifraga crustata che ha fatto non so dove. Allora,
Questo tipo di vegetazione, che abbiamo detto prende il nome di Phyteumoschoitzeri saxifragion petrei, ok? Ve lo dico solo perché non resisto ad andare il nome scientifico, ha due specie diagnostiche, che sono la Saxifraga petrea e la Phyteuma schoitzeri. Saxifraga petrea, che tra l'altro è un endemita delle Alpi orientali. Poi abbiamo piante che probabilmente iniziamo a riconoscere più facilmente, ma sono sempre piante diagnostiche. Vi ricordo cos'è una pianta diagnostica? È una pianta la cui presenza ci indica che ci troviamo di fronte a quella vegetazione. La Primula tirolensis, la Pederota bonarota, la Pederota lutea, il Bupleurum petreum, poi molte altre, la Splenium selosi, la Potentilla nitida. La Potentilla nitida, vi ricordate che quando avevamo visto la serie dinamica delle rocce calcaree avevamo detto che le rupi di alta quota prendono il nome di Potentilletum nitide. Ecco, il Potentilletum nitide è una organizzazione di quello che stiamo parlando, cioè del Saxifragion petrei. All'interno del Saxifragion petrei c'è il Potentilletum nitide. Come vi dicevo l'altra volta che il Papaveretum iulicum sta all'interno del Claspion rotundifoli, no? Potentilletum nitide è esattamente alle rupi di alta quota, ma qui in realtà abbiamo un altro elemento che per noi è molto interessante e che non è che lo troviamo proprio in altissima quota, infatti è un tipico elemento, un elemento prealpino che vive nella zona collinare montana, ma ho voluto ricordarlo perché stiamo parlando di Spirea decumbens. Spirea decumbens, che è una specie endemica del Friuli Venezia Giulia, del Veneto, della Slovenia e della Carinzia. Anzi, per farla corta e diladuta, come si dice in friulano, in Friuli ci sono due sottospecie endemiche, una alla sinistra orografica del tagliamento, che è la Spirea decumbens, e l'altra, Spirea decumbens, sottospecie decumbens, e l'altra alla destra orografica del tagliamento, che è la Spirea decumbens, sottospecie acquezi. La differenza è che una è pelosa, la sottospecie acquezi, e l'altra è glabra, la Spirea decumbens, sottospecie decumbens. Come è avvenuta questa divisione? È avvenuta per il fatto che il ghiacciaio del tagliamento aveva separato le due popolazioni che si erano rifugiati negli spalti meridionali delle Prealpi Giulie da una parte, delle Prealpi Carniche dall'altra. E così vengo incontro anche ad alcune domande che mi erano state fatte su come si generano gli endemiti. Altre piante che troviamo in maniera frequente ed abbondante, sia ad alta quota che a bassa quota, qui siamo quote un po' più basse, la Splenium viride, che è la felce dei muri verde, la Kernea saxatilis, la Silene saxifraga, la Potentilla caulescens, il Rhamnus pumilus, che come vi dicevo prima è uno di quei piccoli arbusti che riesce a sfruttare la possibilità di crescere a queste quote, il Carex sigma. Ecco che il Carex sigma, come vedete, lo possiamo trovare sia sulle rupi, sia nei ghiaioni, sia nelle praterie alpine discontinue. Come mai questa capacità? Per la sua plasticità ecologica che è essenzialmente data dalla sua forma di crescita. Questa forma di crescita su fusti di accestimento che porta alla formazione di cuscinetti permette di crescere dalle fessure, di stabilizzare il ghiaione, ma altresì, siccome in sostanza è una pianta erbacea graminoide, di crescere anche in una prateria alpina stabilizzata. Problemi di clima non ne ha, perché è in grado di sopportare temperature molto fredde. La sua struttura a cuscinetto e a cespo ne limita la traspirazione, quindi può crescere tranquillamente in grossa limitazione d'acqua. Ed ecco qui, un'altra volta, e poi non lo ritroveremo più perché abbiamo finito. Ecco, in effetti adesso sto scherzando, ma in realtà il Carex sigma l'abbiamo trovato continuamente in queste lezioni, ma al di sotto del limite degli alberi è molto raro e può essere trovato solo per quei fenomeni di alpinismo, di eterotopia di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Una pianta molto interessante, molto conosciuta e tipica delle rupi è la Primula auricola, la Primula orecchia d'orso, di cui abbiamo già parlato prima e che qui ho voluto reinserire perché iniziamo, o meglio abbiamo già iniziato parlando di Spirea decumbens, quindi continuiamo in questa particolarità delle piante.
è una pianta di allegato P di flora di interesse regionale, quindi rientra fra quelle piante protette dalla legge regionale sulla tutela della flora spontanea del Friuli Venezia Giulia. Una famiglia di piante estremamente presente nelle UPI e che in qualche modo le caratterizza sono le saxifraghe. Abbiamo già parlato tante volte di saxifraga e veniamo, diciamo, alla pianta omologa non graminoide al Carex firma, la Saxifraga accesia. Saxifraga accesia che grazie al suo cuscinetto abbiamo visto essere presente nei primi stadi di affermazione delle praterie a losanghe, abbiamo visto negli aioni e adesso ritroviamo come pianta abbondante nelle rupi di alta quota. La Saxifraga burseana, che è notevolissima per un fiore gigante che emerge da un piccolo pulvino, una pianta bellissima, proprio quando si la vede fa impressione perché si vede questo piccolo cuscinetto verde e questi grandi fiori bianchi di 2,5 cm che emergono. E poi Saxifraga paniculata, che è una specie di alta quota. Altre piante comuni sono la Valeriana tripteris, la Silene caulis e la Physoplexis scomosa, il bellissimo rapunzolo di roccia. Del rapunzolo di roccia vorrei soffermarmi un momento perché è una cosa molto interessante, perché dovete sapere che questa pianta è una delle piante che si trova al massimo livello di tutela a livello europeo. Infatti è una specie di allegato secondo di direttiva Habitat. Diciamo che il livello, c'è solo un altro livello superiore di tutela per le piante e per gli animali, che è l'allegato 4 di direttiva Habitat. Però già l'allegato secondo di direttiva Habitat pone questa pianta come una delle piante la cui raccolta è tutelata al massimo livello in Italia e in Europa. Insomma, se uno raccoglie un rapunzolo di roccia e dovesse venire sfortunatamente fermato da un guardia forestale, si potrebbe ritrovare con 400 euro di multa. Eppure non è una pianta rara, la si trova. Eppure cresce dai 200 metri a livello del mare delle rupi di illeggio fino a, io l'ho vista personalmente a 200 metri a livello del mare sulle rupi di illeggio e l'ho vista personalmente a 2600 metri di livello del mare della Coda Rossa. Quindi anche se venisse un cambiamento climatico pazzesco, questa pianta sopravviverebbe, perché può vivere dai 200 ai 2600, tanto più che si dice essere un paleoendemita terziario. Che cos'è un paleoendemita terziario? È una pianta endemica delle Alpi orientali, meridionali, che era già presente prima dell'avvento delle glaciazioni. Quindi questa pianta si è già fatta 4 glaciazioni e si è salvata nelle Alpi orientali meridionali. Anche se cambiasse il clima in maniera esacerbata un'altra volta, sopravviverebbe probabilmente comunque. È una pianta che rischia di scomparire a causa della raccolta dell'uomo? Ma direi di no, perché è vero che l'uomo la può raccogliere, ma dove la raccoglie? Fino al 1,5 metri, 2 metri di altezza. Nelle rupi al di sopra della portata di una mano di un uomo non c'è questo rischio. Allora rischia perché c'è qualche dinamica naturale che la può portare all'estinzione, come succede per le piante delle risorgive di cui abbiamo parlato ampiamente la volta scorsa a fine della lezione. No, non è così, perché abbiamo appena detto che le rupi rimangono tali a meno di una frana. Allora è perché può essere sottoposta a cambiamenti di uso del suolo da parte dell'uomo. Cioè, che cos'è un cambiamento di uso del suolo? Quando c'è un prato e noi ci costruiamo un centro commerciale. Beh, direi che non è neanche questo il caso. Allora, perché questa pianta è protetta? Ma sinceramente non lo so, ma ritengo che venne protetta un po' perché veniva raccolta e un po' per la sua bellezza, perché serviva come emblema, come simbolo, come la stella alpina, a parte che la stella alpina è la prima specie al mondo sia animali sia di piante che è stata sottoposta a tutela in qualità di specie ed è accaduto in un paese dell'Austria alla fine dell'Ottocento. Quindi insomma perché si erano già raccolti che stava sparendo a causa della raccolta. Però volevo sottolineare il fatto che alcune volte noi operiamo delle azioni di tipo conservativo della natura che sono delle operazioni di, non dico di marketing, ma di oggetto riconoscibile, cioè una bella pianta che tutti conoscono che diventa un emblema del fatto che non si può raccogliere.
Allora, l'ultimo gruppo di piante di cui volevo parlarvi per questi gruppi, poi passo alle rupi silice e dove starò molto meno perché insomma le problematiche sono molto minori, sono le campanule. E qui tra l'altro vedete 3 campanule endemiche, la campanula carnica che è endemica di tutto l'arco alpino orientale e meridionale come la Physoplexis scomosa, quindi va dal bresciano fino alle Caravanche, e poi 2 endemismi estremamente puntiformi, la campanula zoisi, endemica delle Alpi Giulie e in qualche modo simbolo del nostro parco delle Prealpi Giulie, e la campanula morettiana, endemica delle Dolomiti veneto-friulane, principalmente venete, e che guarda caso è il simbolo del parco delle Dolomiti bellunesi. Per quanto riguarda le campanule, un piccolo appunto. Vi dicevo prima della questione della difficoltà di posizionare il seme nel punto giusto. Ecco, le campanule usano uno stratagemma molto molto interessante. Infatti il seme delle campanule è dotato di un tessuto di riserva che si chiama oleosoma. Questo tessuto di riserva accessorio, che vuol dire che non c'è presente in tutti i semi, è molto appetito dalle formiche. Quindi le formiche vanno appositamente a cercare questi semi per nutrirsene, ma mica si nutrono sul posto le formiche, no, portano nel formicaio. E allora cosa accade? Che questo andiriviere di formiche che vanno a prendere il seme per portarlo nel formicaio, qualche semino cade nel percorso che fanno le formiche. E dove cade? Cade nel buchino nella roccia, nell'affratto in cui poi la campanula può germinare. Ecco un piccolo esempio di stratagemma, di uno stratagemma evolutivo, di cui queste piante si sono dotate per migliorare la loro capacità di posizionare il seme nel punto giusto. Bene, passiamo alle formazioni silicee, o meglio alle formazioni su rupe acida, e parliamo dell'Androsaceum vandelli, cioè delle formazioni ad Androsace vandelli. Sono ovviamente comunità naturali, anche queste eliofile, xerofile, cioè che amano la poca quantità di acqua, diffuse però esclusivamente nell'orizzonte alpino. Sebbene per le rupi calcaree, quando abbiamo parlato di Saxifragion petrae, abbiamo parlato di una vegetazione che va dai 200 ai 3000 metri di quota, 3000 no, ma quasi. Qui parliamo invece di una vegetazione che è esclusiva del piano alpino, quindi esclusiva delle vegetazioni al di sopra del limite degli alberi. Come mai? Perché le rupi a bassa quota sono molto rare e quando ci sono sviluppano un altro tipo di vegetazione. Perché sono molto rare? L'abbiamo detto quando abbiamo parlato delle praterie, perché le rupi silice tendono ad avere una erosione meccanica molto maggiore rispetto alle rupi carbonatiche e di conseguenza la presenza di rocce in posto a basse quote è molto molto bassa. Esigenze climatiche sono le stesse di cui abbiamo detto precedentemente. Il substrato in questo caso è un substrato acido, quindi un pH che va dai 4,5 ai 5. Sono vegetazioni erbacee con soffruttici. Qui vengono meno la presenza, o meglio, ce n'è piccoli arbusti, ma meno di quanti ce ne siano nella flora delle rupi calcaree, ma questo anche perché la flora è meno ricca delle rupi calcaree, come anche abbiamo visto accadere per le praterie alpine di alta quota, quindi per i curvuleti e per gli aioni di alta quota. Ecco che però in questo caso, per le rupi di tipo acido, abbiamo una caratteristica simile a quelle di tipo basico, e cioè la presenza di endemiti non abbondanti come nel caso precedente, però in questo caso abbiamo delle specie endemiche. L'altra cosa un po' particolare è che mentre nell'altro caso avevamo dei cosiddetti stenoendemiti, cioè delle specie che crescono in pochissimi chilometri quadrati, come Campanula morettiana e Campanula zoisi, in questo caso la specie endemica è sì endemica, ma è un'endemica allargata a metà dell'arco alpino, tutto l'arco alpino. L'altra cosa che le differisce rispetto alla flora precedente sono i licheni. Infatti qui i licheni sono molto abbondanti e sono principalmente presenti i licheni epilitici rispetto a quelli endolitici. Come mai le rupi carbonatiche hanno più
licheni endolitici, perché hanno più porosità, sono più porose. E perché sono più porose? Perché sono più erodibili dal punto di vista chimico. Prima abbiamo detto che nelle rupi carbonatiche abbiamo una disposizione della vegetazione a spalti. Qui invece è prevalente la disposizione a fessura e in particolare a fessura longitudinale. Come mai questo? Perché le rocce silicee fanno anche loro degli spalti, ma diciamo che hanno una maggior fessurazione longitudinale rispetto a quelle calcaree. Anche se questa è come la distinzione che vi ho detto l'altra volta, che una è di colore chiaro e l'altra è di colore scuro. Non è vera del tutto, cioè diciamo che ci sono vegetazioni a spalti e longitudinali in ambedue, solo che in una è prevalente quella a spalti, nell'altra è quella prevalente a fessurazione longitudinale. Ecco alcune piante, molte delle quali non sono presenti in Friuli, anzi le prime di cui vi parlerò non sono presenti in Friuli. Ma come mai non sono presenti né in Friuli né qualche volta in Veneto alcune di queste? Perché stiamo parlando di un tipo di vegetazione che è stato diagnosticato e studiato dove è presente in maniera abbondante, cioè nelle Alpi centro-occidentali, e quindi le piante che lo caratterizzano e lo definiscono sono piante a distribuzione alpina centro-occidentale e quindi da noi non le troviamo. Anche perché, come vi ho ripetuto ormai molte volte, queste situazioni di rupe silicea, ma anche di macereto siliceo, nelle basse elevazioni silicee delle Alpi orientali non trovano spazio, soprattutto in Friuli Venezia Giulia. Quindi vediamo la specie nominale, l'Androsace vandelli, e poi l'altra specie diagnostica classica che è la Primula hirsuta. Nell'una e nell'altra sono presenti in Friuli. Come non è tanto meno presente la Vuzzia livensis, che è questa alfece che non è presente nemmeno in Veneto e in Trentino Alto Adige, parte dalla Lombardia e va in su, e poi è presente nel nord Europa. E altri invece, l'Erigeron gaudini, che vedete in alto a sinistra, che pure è una specie diagnostica, questo qui è presente anche in Friuli, Veneto e Trentino. Quali sono le specie che possiamo trovare nelle rupi qui in Friuli quando ci imbattiamo? Beh, numerose graminacee di tipo festuca, che però crescono anche nelle praterie e anche nei ghiaioli. Più caratteristici delle rupi sono l'Etrichium nanum, che è una boraginacea, quindi la stessa famiglia del non ti scordare di me, la Chillerba rotta, che abbiamo già visto per i ghiaioni la volta scorsa, e anche la Saxifraga bryoides, che è diciamo la pianta che veramente ci permette di capire che siamo in una rupe silicea, se non l'avessimo capito per altri motivi che sono la morfologia stessa della rupe. Saxifraga bryoides, che però abbiamo già visto anche la volta scorsa per i ghiaioni. Infatti le flore silicicole delle nostre montagne sono in qualche modo promiscue, crescono sia lì che là, perché vi ripeto, non abbiamo dei veri e propri ghiaioli, non abbiamo delle vere e proprie rupi, come accade nelle Alpi occidentali. Altre piante frequenti, abbondanti, beh, frequenti no, ma che si possono incontrare nelle nostre rupi, qui in Friuli Venezia Giulia e in Veneto e Trentino, sono l'Amphiteum hemisfericum, che è molto simile al rapunzolo di roccia, il Senecio incanus, subspecie Carniolicus. Ecco che qui parliamo di un endemita, di una sottospecie endemica delle Alpi orientali, infatti l'attributo Carniolicus lo sottolinea, e la bellissima Iovabarba arenaria, che è una specie di sempervivum, come potete vedere dalla rosetta. Ah, ecco, prima quando vi ho mostrato sempervivum come esempio di specie con crescita rosetta, dimenticavo di dirvi che queste sono specie monocormiche. Cioè, cosa vuol dire? Che la rosetta si sviluppa per 3, 4, 5 anni. Quando è arrivata a maturità, produce una serie di rosette secondarie, quindi una riproduzione vegetativa a mo' di cloni, questi piccoli ramet che sono altre rosette, e la più vecchia delle rosette emette uno scapo infiorescenziale con molti fiori che andranno a frutto e dopodiché questa rosetta morirà. Quindi in sostanza questo individuo si sviluppa per alcuni anni fino alla maturità sessuale che porta alla produzione dei fiori, dei frutti e poi perirà, lasciando spazio alle generazioni future. Bene, chiudo questa lezione ringraziandovi ancora per aver seguito
questo ciclo di webinar e con questa bellissima immagine della Campanula Zoisi sugli spalti del Monte Robon a fianco del Rifugio Gilberti.